Signore e signori, buonasera a tutti da Francesco Salis e da Giovanni Del Sole. Benvenuti alla diretta delle finali del primo torneo giovanile La Nuova Sardegna, organizzato in collaborazione con la Torres, il contributo della Fondazione Torres e il patrocinio del CSI, Centro Sportivo Italiano, sezione territoriale di Sassari. Un regalo che abbiamo voluto fare a tutti gli appassionati, a tutti quelli che seguono questi ragazzi da vicino, a tutte le persone che hanno seguito questo bellissimo torneo da vicino, torneo che è iniziato 2 settimane fa e che si conclude in questo fine settimana con appunto le finali. Si inizia oggi con gli esordienti e domani dalle 9 del mattino si ripartirà con i micro e a seguire tutte le altre categorie con la premiazione a fine serata. Naturalmente tutto in diretta sulla nostra pagina Facebook ufficiale della Torres. Ecco le squadre che stanno entrando in campo. Si tratta dei ragazzi esordienti da San Paolo e del Latte Dolce, addirittura una coreografia fantastica dei tifosi con i ragazzi che già si esaltano entrando in campo. Ricordiamo che tutte le dirette di queste finali sono offerte dal ristorante Ampurias a Lubagnu. Dunque abbiamo detto San Paolo, Latte Dolce, finale esordiente. Andiamo subito a vedere i ragazzi in campo. Per la San Paolo con il numero 19 c'è Andrea Canu, 35 Francesco Chessa, 80 Marta Donara, con il 14 Andrea Fele, con il 21 Matteo Luridiana, con la 10 Marco Mameli, con la 2 Paolo Masala, con la 91 Lorenzo Lollo Nurkis, con la 89 Matteo Lurra, con la 9 Alessio Pietro Pala, con la 20 Andrea Prost, con la 17 Marco Pugioni, con la 47 Edoardo Puliga, se non leggo male, con la 28 Gabriele Sanna, con la 23 Riccardo Sedda, con la 99 Francesco Spanu e con la 22 Giovanni Uda. L'allenatore è il signor Giuseppe Marras, coadiuvato dal signor Salvatore Sanna. Andiamo a vedere la formazione invece del Latte Dolce, con il numero 1 Giuseppe Formola, con la numero 82 Nicolas Pintus, 49 Daniele Giovanni Piga, con la 21 Antonio Giuseppe Desole, 23 Armando Serra, 10 Pietro Porcu, 87 Francesco Cesaraccio, con la 8 Alessio Salis, con la 67 Andrea Campus, con la 11 Nicolo Pinna, con la 17 Davide Cirinà, con la 25 Massimo Licheri. L'allenatore è il signor Tonio Tedde e il secondo, i suoi dirigenti accompagnatori sono Roberto Galante e Roberto Manca. Dirige l'incontro, la terna arbitrale del CSI, naturalmente il primo arbitro è il signor Marco Deiana, primo assistente Gianni Sanna, il secondo assistente Andrea Luzzi. 2 tempi da mezz'ora per questa finale esordienti della prima edizione del torneo La Nuova Sardegna. Giovanni, sono state 2 settimane intensissime, abbiamo visto un numero impressionante di ragazzi, quasi 1000 ragazzi in campo, quasi 50 squadre confrontarsi su questi campi ricavati all'interno del Vanisanna, che è stato utilizzato naturalmente anche a pieno regime per i più grandi. Sì, è stata veramente una grandissima festa del pallone giovanile. Tantissimi ragazzi impegnati sul campo, una grande organizzazione che ha permesso appunto di giocare un gran numero di partite. Pensiamo che nel weekend, Francesco, 23 il sabato, 22 la domenica, insomma numeri veramente da grande torneo. E abbiamo visto anche delle belle cose, perché i ragazzi sono dati sportiva battaglia sul campo, abbiamo visto delle belle cose, dei bei gesti atletici, insomma è un segnale importante, perché vuol dire che i vivai delle società sassaresi e dell'Interland, perché ricordiamo ci sono anche alcune squadre dell'Interland, sono vivi, sono vivaci, il movimento cresce e il movimento si può ritrovare forse attorno anche a questo nuovo progetto Torres, no? Perché questa è la coda di una stagione lunghissima che la Torres Sassari ha vissuto, arrivata al campionato di Serie B, ora una finestra spalancata sul futuro del calcio sassarese del Nord Sardegna. È palesemente un qualcosa che fa bene al movimento, fa bene al calcio, fa bene alla Torres. Esatto, un torneo che mancava, un torneo del genere mancava da tantissimo tempo. Intanto inizia la partita
l'abbiamo già detto, 2 tempi da mezz'ora per questa finale dei esordienti. Un torneo voluto fortemente dall'organizzazione naturalmente della Nuova Sardegna, ma voluto fortemente anche dalla Torres, che vuole naturalmente ripartire dai giovani e vuole anche restituire il più possibile gli spazi del Vannisanna alla città. Bisogna dire che in queste 2 settimane è stato veramente uno spettacolo, come dicevi tu giustamente Giovanni, in campo ma anche fuori dal campo, con tantissime persone che sono venute a vedere, ovviamente amici, parenti, ma anche tanti curiosi che hanno gremito le tribune del Vannisanna, che stanno gremendo le tribune del Vannisanna. Adesso abbiamo visto addirittura i tifosi, i genitori, gli amici della San Paolo fare una coreografia giallo-blu bellissima con i palloncini. Bisogna dire che insomma anche qualche ragazzo interessante si è visto. Sì, qualcosa di buono si è visto, soprattutto i più piccoli hanno dato spettacolo, hanno dimostrato che se il lavoro sul vivaio è fatto bene, con programmazione e parte sin dalla scuola calcio, allora qualcosa di buono si può raccogliere. Ma abbiamo visto anche i più grandi, fra gli allievi, che invece cominciano anche a far intravedere qualità che potrebbero tornare utili anche in prospettiva di un futuro impiego nelle prime squadre delle varie società d'appartenenza. In generale comunque è veramente una vittoria del movimento calcistico giovanile. Sassari in questo momento vuole diventare punto di riferimento, il Vannisanna vuole diventare uno spazio vissuto e vivo, non soltanto durante le partite ma durante tutta la settimana e tutto l'anno. Questa è la riprova, le tribune sono gremite, genitori, amici non fanno mancare il loro supporto, insomma un altro obiettivo centrato e un altro obiettivo da raggiungere. Non sono mai punti d'arrivo ma sempre punti di partenza, no Fra? Assolutamente, ricordiamo che questi ragazzi in campo in questo momento sono del 2009, ma insomma ci sono ragazzi anche più piccoli e anche, come diceva giustamente Giovanni, quelli un po' più grandetti fino al 2006, che insomma si stanno per affacciare teoricamente anche verso il calcio un po' più importante. Dunque San Paolo Sassari e Latte Dolce Sassari si confrontano in questa finale. I bianchi sono, se non sbaglio, del latte dolce, perché bisogna chiaramente essere chiari anche su questo, mentre i gialli sono della San Paolo. Abbiamo anche gli ultras della San Paolo, stanno partendo dei cori qua in tribuna, cori diavolati. Il tifo è già sfrenato e sfegattato, quello dei coetanei in primis, ma anche i genitori fanno sentire la loro vicinanza, devo dire in maniera abbastanza corretta, cioè non sono pressanti ma sono spettatori in questo momento interessati. Assolutamente, voglio sottolineare quanto visto in queste 2 settimane, sempre tutte le squadre, vincitori e vinti, complimentarsi, festeggiare insieme, uscire insieme dal campo abbracciati, certo col sorriso, i vincitori un po' più scuri in volto, i vinti, ma un grandissimo fair play, e anche questo naturalmente è una cosa fondamentale, perché parliamo di ragazzi, non che i più grandi non debbano avere, insomma, usare queste regole, però insomma naturalmente si deve partire dai ragazzi nell'insegnare le regole base dello spirito sportivo, del fair play. Appunto si combatte ora a centrocampo, vediamo, prova a partire il contropiede addirittura con il numero 17 Cirinà che mette la palla in mezzo. Ci sono un po' di figli d'arte in mezzo, no? E Cirinà è uno di questi. L'ho visto segnare dei gol non male durante le eliminatorie. Beh sì, è chiaro che in queste 2 settimane qua abbiamo visto, diciamo, proprio il futuro del pallone, come detto, sassarese e dell'Interland, e chiaramente sono tanti i fratelli di giocatori, sono tanti i figli di allenatori e giocatori, questo però testimonia semplicemente la passione che si è da sempre alimentata in città per lo sport del calcio, ma in generale anche questo amore un po' ritrovato anche grazie appunto all'esploit a Torresino, che ha riportato l'attenzione proprio sul Vannisanna e sul calcio. Ecco, diciamo che l'ho detto prima, ma lo ripeto perché è una cosa molto importante, Sassari come punto di arrivo per i ragazzi potrebbe essere uno stimolo ad andare avanti, non soltanto per i ragazzi del vivaio rossoblu, ma per i vivai di tutte le società che gravitano attorno alla Torres. Assolutamente, ci prova ancora intanto la San Paolo, la San Paolo. Con questa azione, anzi il latte dolce, perché il latte dolce
con questa azione sulla destra. Ecco la rimessa, c'è anche la possibilità di tiro deviato e riesce il portiere a parare, il portiere della San Paolo. Chiaramente con i più piccoli le azioni sono un po' più frammentate. Abbiamo visto poco fa una bellissima semifinale tra allievi, cui veramente alcune giocate hanno ricordato quelle dei più grandi, ma comunque si vedono assolutamente delle belle cose anche a questa età. Come vediamo questa azione adesso, ora c'è uno scontro di gioco, per fortuna sono schizzati subito i due in piedi, ora per poco con un rimpallo non arriva il gol del Latte Dolce. Sì, ma sai, poi la cosa bella è che allora, i più piccoli cercano proprio di emulare i più grandi, quindi vediamo veramente la voglia di tentare la giocata, e che sì, molto spesso inibisce anche l'adulto e i più grandi, mentre è un qualcosa che spinge i più piccoli a cercare l'applauso, ecco. Figurati la gioia poi di giocare in un campo come il Vannissanna, no? Esatto, è stupendo vedere i ragazzi segnare i gol e correre sotto le tribune come fanno i loro idoli, facendo cuori e insomma baci vari alle telecamere. Queste cose qua davvero per i ragazzi sono momenti sicuramente indimenticabili. Ora vediamo che prova un po' anche a farsi viva la San Paolo dall'altra parte con questa azione portata in avanti da Puggioni, dal numero 17 Marco Puggioni, che tra l'altro è tra i più prestanti fisicamente, sì, tra i suoi. Proverà sicuramente a far valere la sua maggiore forza fisica. Vediamo la rimessa in gioco proprio dalle sue parti. Vediamo Puggioni prova a colpire, libera in qualche modo la difesa del Latte Dolce. Sì, poi qua vediamo veramente, cioè, la differenza fra la presenza fisica di alcuni che sono già un po' più grandi, sì, quelli un po' più piccoli. Notavamo prima a bordo campo che c'è già il ragazzino che ha la prima barbetta, e c'è invece quello che veramente ha ancora la faccia da bimbo, ma la velocità per potersela giocare tranquillamente anche con i difensori più grandi, ecco. Esatto, c'è chi sfrutta la potenza, c'è chi l'agilità o la velocità, come dice Giovanni. Insomma, è davvero comunque uno spettacolo bellissimo vedere questi ragazzi confrontarsi sul campo. Vedete ora come porta palla bene il numero 10 del Latte Dolce, Pietro Porcu. Ora la palla è lunga, attenzione che esce il portiere, la palla passa, però c'è stato un fischio arbitrale. Sì, il gol è annullato. Mi sa che Cirinaro era riuscito a far passare la palla, ma o ha spinto vediamo qual è la decisione dell'arbitro. Sì, comunque c'è un calcio di punizione a favore della San Paolo, quindi tutto vano, gol annullato al Latte Dolce al 8° minuto di questo primo tempo, che scorre via equilibrato. C'è il Latte Dolce prova un po' di più a farsi vedere, ma insomma quelli della San Paolo possono colpire. Ora uno scontro tra due bambini che cadono su un cinesino che serve a delimitare l'area di rigore. Ancora il numero 10 Pietro Porcu, poi porta la palla in avanti Armando Serra. Vedete l'agilità, quanto è più agile degli altri il piccoletto, il numero 8, se non ho visto male, Alessio Salis, sì, che è veramente, come diceva Giovanni, rispetto al molto più grosso di lui, per esempio il numero 17 della San Paolo, Marco Puggioni, giocherà altre carte in campo sicuramente. È bello anche vedere comunque come non buttano via il pallone. No, ci provano sempre la giocata, quindi dal basso. Questo va dato merito agli allenatori, che chiaramente con gran pazienza, perché non è facile con i bambini così piccoli provare appunto a partire dal basso, a fare determinati schemi di gioco, con gran pazienza gli insegnano nel giusto modo il gioco del calcio, non certo palla lunga e pedalare come si dice, come si faceva magari anche un tempo. Attenzione a questa palla pericolosa, bravo il difensore della San Paolo Gabriele Sanna, che sbroglia la matassa e mette la palla fuori. Ecco Cirinà
ancora fermato, bel duello. Ci sarà un calcio d'angolo se non ho visto male, sì, è calcio d'angolo per il Latte Dolce, va proprio la cede a Porcu, Pietro Porcu. Ecco il suo calcio in mezzo, una bella palla leggermente lunga, però aveva sicuramente tagliato bene il cross. Il numero 10 in maglia bianca. E ora c'è la rimessa per la San Paolo, che prova ancora a risalire, affidandosi sempre sulla potenza di Marco Pugioni, che però non riesce a portare su il pallone. Allora riecco il Latte Dolce con Andrea Campus, fermato nuovamente in calcio d'angolo. Prova a fare la partita il Latte Dolce, sì. Provano a giocarla, sì. Mi sembrano un po' messi meglio in campo, sono un po' più presenti, sì. Sono un po' più spregiudicati, per quanto di spregiudicatezza si possa parlare oggi, che si affrontano due squadre così giovani che certamente non stanno lì a fare pre-tattica né tattiche di contenimento, però deve essere veramente un'emozione particolare. Si sono accesi i fari, c'è la terra, insomma questa è una partita vera, sì, giocate certo. In un campo delimitato all'interno del grande campo del Vanissanna, però è partita vera per loro. No, assolutamente, un'emozione fantastica che insomma non penso che questi ragazzi dimenticheranno facilmente. Attenzione a questa palla contesa, ora la possibilità di tiro di ancora Pietro Porcu, sicuramente tra i più attivi. È stato bravissimo anche il portiere della San Paolo, Samuele Dettori, a controllare, ha calibrato bene, ha calcolato bene la traiettoria della palla, ha lasciato che uscisse fuori senza toccarla. Ancora Cirinà, porta avanti la palla, si fa spazio, prova a incrociare, trova ancora le mani di Dettori, di Samuele, che fa ripartire i suoi. La rimessa sarà per la San Paolo, se non ho visto male l'indicazione, sì, del guardalinea, anzi no, l'arbitro la dà al Latte Dolce. La rimessa lunga ancora a cercare l'attaccante Davide Cirinà. Ora palla rubata ancora dalla San Paolo, ancora va via bene di potenza, ma anche con una discreta tecnica, devo dire, Pugioni, che poi viene fermato. In fallo laterale, però avete visto anche il doppio passo di Marco, dopo aver vinto un contrasto di potenza ha messo in campo tutta la sua tecnica. Sì, ci sono comunque, diciamo che sentendo le chiacchiere della vigilia alcuni genitori della San Paolo dicevano che sarebbe stata dura, sapevano che sarebbe stata dura, ed effettivamente in queste prime fasi il Latte Dolce diciamo che sta facendo la partita, la San Paolo sta giustamente cercando di limitare i danni, provando a sviluppare meglio delle ripartenze, però devo dire che anche il Latte Dolce quando si distende in contropiede tenta di essere pericoloso e si fa pericoloso. Sì, certo, attenzione ancora alla San Paolo, c'è un giocatore rimasto a terra, giustamente viene fermata l'azione, è un contrasto, anche il giocatore del Latte Dolce va subito a sincerarsi delle condizioni del suo avversario. E intanto anche sui social, Francesco, abbiamo un buon riscontro, ci sono 124 persone collegate in questo momento che ci stanno seguendo. È un piacere per noi, naturalmente. È un piacere saperlo, vi salutiamo tutti, arrivano i saluti anche da Reggio Emilia e quindi noi ricambiamo. Tanti genitori che non possono essere qui, tanti degli amici che non possono essere qui a seguire le gesta dei loro amici, figli, nipoti, beniamini, possono seguire con noi la partita, naturalmente. Proviamo a raccontarla nel migliore dei modi, ma è chiaro che il vero racconto sarà quello che questi ragazzi faranno tornati a casa uscendo da questo campo, che certamente sta regalando a loro un'occasione particolare, oggi a loro e domani ad altre 8 squadre, Francesco. Esatto. Voglio sottolineare anche la presenza di qualche centinaio di tifoso qua in tribuna, insomma saranno 200-300 persone presenti qua in tribuna al Vanissanna, come sentite anche sicuramente dall'audio di fondo, ben partecipi alle azioni della partita, quando intanto se n'è andato praticamente
la metà, se n'è andata la metà del primo tempo e rimane sullo 0-0 questa finale esordienti del primo trofeo giovanile alla Nuova Sardegna. Ora Pugioni non riesce a conquistare il pallone lanciato in avanti dai suoi compagni, riparte il Latte Dolce ancora con Pietro Porcu che va subito a cercare il suo compagno Davide Cirinà. Ora la rimessa, anzi c'è stato un fallo secondo l'arbitro del numero 19 Andrea Canu, calcio di punizione per il Latte Dolce con Armando Serra posizionato sul pallone. Si muovono gli avanti, ci sono i tagli, vedete come comunque i giocatori sono ben schierati in campo, occupano tutti gli spazi, la palla viene battuta corta, viene giocata, l'arbitro dà il vantaggio, c'era un altro fallo, si libera bene qua ancora Armando Serra, prova la battuta, fuori, però insomma assolutamente una buona iniziativa. Si vede come insomma questi ragazzi non abbiano paura di provare la giocata. Naturalmente ci sono cambi volanti, i giocatori possono rientrare e uscire, non come succede chiaramente nel calcio dei grandi. Si muove qualcosa sulla panchina del Latte Dolce e anche no, forse su quella della San Paolo ancora no. Sì, un paio di cambi per il Latte Dolce, perché comunque è una serata abbastanza calda. Sì. Quindi l'intensità della partita, la posta in palio e la temperatura probabilmente fanno sì che un po' di fiato i ragazzi debbano prendere. I tecnici naturalmente cercano di gestirli anche in vista dell'equilibrio delle posizioni in campo. Esatto, ora sfila via questa palla, non c'è il calcio d'angolo. Il Latte Dolce riesce a difendersi. Vedete come giocano dal basso, rischia un dribbling qua. Se ne va benissimo però Armando Serra, attenzione alla possibilità per Cirinà che viene chiuso, qua era una bella occasione, ha fatto molto bene. Come diceva quello bravo, giocano bene questi, giocano bene questi ragazzi del Latte Dolce. Giocano bene, sì. Giocano bene. Più che altro stanno tenendo veramente alto il ritmo. La San Paolo che sta naturalmente difendendo, sta cercando realmente di chiudere tutti gli spazi, ma attenzione, non è certo lì a far la comparsa. È chiaro che come dire, lo spunto offensivo è per i ragazzi in maglia bianca. Devo dire che Armando Serra destro e sinistro non fa differenza, ci prova con entrambi i piedi, questo centrocampista del Latte Dolce. Sicuramente molto intraprendente, prova il lancio in profondità, sempre a cercare la sponda di Marco Pugioni, la San Paolo. E poi tanti volti noti del calcio sassarese, vedo sotto di noi signor Dettori, storico dirigente del Latte Dolce, ma la proprietà Torres a Binsula, in chat ha fatto capolino il presidente della Torre Roberto Fresio, insomma ci sono un po' di tecnici, un po' di giocatori, c'era Gigi Scotto qua sotto, in tanti sono interessati a questo torneo, no? Sì, tanti addetti ai lavori hanno riempito le tribune del Vannissan, abbiamo visto appunto tanti giocatori della Torres, ex giocatori della Torres e non solo della Torres. Chiaramente comunque il calcio giovanile è sempre interessante e comunque c'è anche giustamente l'occhio vigile delle realtà superiori che devono attingere il sogno di tutti, chiaramente è quello di portare uno di questi ragazzi a giocare in prima squadra. Chiaro. Ma poi sai, voglio dire, la presenza del presidente Stefano Udassi, della proprietà Binsula, Pierluigi Pina, Andrea Maddao, insomma la dirigenza Torres presente, i tecnici, certo. L'attenzione c'è, la Nuova Sardegna che segue quotidianamente il torneo con una pagina dedicata, insomma voglio dire, sembra quasi un campionato di grandi, eppure sono veramente giovani questi ragazzi. Vediamo ora questa rimessa che promette di essere interessante, spiove direttamente nell'area di rigore, ancora la possibilità con il tiro del solito Armando Serra, avete visto adesso col destro, prima aveva tirato con il sinistro dopo una finta, però ora si è liberato benissimo.
E intanto Francesco, tra una battuta e l'altra siamo già al 20°. Sì, vola via questo primo tempo che comunque si lascia seguire in maniera molto piacevole, con il latte dolce che non riesce a sfondare il muro della San Paolo, che non disdegna però pericolosi e ficcanti contropiede. Ancora la palla in mezzo, prova a ripartire però ancora il latte dolce, solo contro tutti però il povero Puggioni, abbandonato dai suoi compagni contro la difesa a tre, a tre guardiani praticamente, 2 o 3 guardiani sempre. E ora ancora il latte dolce, prova a partire, questo era Nicolò Pinna, la palla schizza fuori, sarà rimessa per la San Paolo. Che poi attenzione, a noi piace raccontare queste storie di fair play, di bel calcio eccetera, però questi ragazzi in campo sportivamente parlando non concedono niente, cioè il contrasto quando deve essere duro è duro, nel limite della correttezza, però con tutta la veemenza e con tutta la decisione che occorre. Certo, ma esatto, naturalmente i ragazzi rispettano le regole del fair play, ma naturalmente lottano e si contendono con grande caparbietà ogni pallone. Questo è lo spirito giusto. Ora si gasa il pubblico. E si gasano anche i ragazzi in campo, naturalmente. Si è alzata la panchina del latte dolce a rispondere ai tifosi. E provano a rispondere anche quelli della San Paolo. Spettacolo sugli spalti. C'è praticamente lo stesso frastuono di quando gioca la Torres in casa. Io cioè, non noto molta differenza. Ma questa è torsida perché ormai è proprio gara anche sugli spalti. Attenzione. Però veramente la coreografia, io la sottolineo ancora, dei genitori della San Paolo è meravigliosa con i palloncini giallo-blu. Le mamme ultras agguerritissime. Sì, fra le più agguerrite tra l'altro. Sì, sono un paio di lanciacori veramente importanti. Ora il rinvio, il latte dolce però ci prova, ma riparte ora la San Paolo bene con un po' di spazio per il contropiede, troppo lunga questa palla. Può uscire Giuseppe, Formola, far suo il pallone, 23esimo minuto del primo tempo. E intanto cresciamo ancora a 132 connessioni, Francesco, e la guardano in tanti qua allo stadio, però la guardano in tanti anche da casa, sui telefonini, sulle smart TV, insomma. Tira, questo calcio giovanile tira. Ma assolutamente, io non voglio sembrare ripetitivo, però è stato veramente uno spettacolo. Ogni giorno, noi che l'abbiamo seguito da vicino, Giovanni, lo sappiamo, ma ci siamo divertiti tanto a vedere le partite, dai più piccoli ai più grandi. Per tantissimi motivi è stato sempre uno spettacolo di colori, di emozioni e di calcio anche, assolutamente. E non è mancato ovviamente lo spettacolo calcistico. Vediamo ora ancora il latte dolce con Massimo Liccheri che è entrato e prova a farsi valere anche lui. Prova a portare su questo pallone con un compagno, ma gli rende la vita difficile un giocatore della San Paolo. Forse era Francesco Chessa, che tra l'altro ha subito anche fallo. Qua stanno partendo cori incredibili. Domani 4 finali, lo abbiamo detto in apertura, si inizierà con i micro alle 9 del mattino, poi i pulcini e nel pomeriggio le finali giovanissimi allievi, poi in serata ci sarà anche la premiazione con tutte le squadre presenti e tutte le squadre che saranno premiate. Ci saranno naturalmente anche tante sorprese nel corso della premiazione, che sarà anche questa in diretta sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook ufficiale della Torres, così come tutte le finali, lo ripetiamo ancora. Mancano 6 minuti alla fine di questo primo tempo, che rimane in equilibrio. C'è stato un gol annullato per il latte dolce per una spinta probabilmente attribuita a Davide Cirinà o a un suo compagno. È stato proprio Davide Cirinà a spingere la palla tra le gambe del incolpevole comunque Samuel Dettori.
che nulla avrebbe potuto fare su questa palla ravvicinata, è stato abile Cirinà a mandarla in porta, ma poi l'arbitro, il signor Deiana, ha detto di no. Ora c'è un fallo, cresce anche il livello di agonismo in campo. Sì. Tanta voglia dei ragazzi, nessuna cattiveria naturalmente, tanta voglia di arrivare prima su quel pallone, di vincere questa per loro sicuramente prestigiosissima partita. Beh ragazzi, qua siamo parlando di una finale di Champions per questi ragazzi, cioè tifo sugli spalti, riflettori accesi sul campo in erba, con tutta l'attenzione che questa telecronaca, che i pezzi sui giornali, che i nostri canali social danno all'evento, cioè la sentiamo noi la pressione, ecco, è una pressione sana, non è una pressione asfissiante ed assillante, però si sente, ecco. Ora questa palla messa in mezzo dal numero 87 Francesco Cesaraccio, è stata toccata senza successo da un suo compagno di squadra, palla sul fondo, la potrà rimettere Samuele Dettori. Purtroppo abbiamo qualche difficoltà, chiedo scusa se ho sbagliato qualche nome della San Paolo, ma la stampa non è molto chiara, alcuni nomi sono davvero di difficile lettura, mi scuso naturalmente con i ragazzi se dovessi aver sbagliato e con i genitori. Parte ora la San Paolo in contropiede e qua mi sa che c'è il primo cartellino giallo per Armando Serra, che ha fatto un fallo sul numero 10 sì, della San Paolo, Marco Mameli. Aveva fatto una bella cosa Marco, era andato via bene, e quando probabilmente il suo avversario ha visto che poteva veramente diventare pericolosa l'azione sulla fascia destra, allora l'ha toccato e ha visto bene di stoppare la sua corsa. Quindi primo cartellino giallo, abbiamo detto, per Armando Serra del Latte Dolce. E ci sarà questo calcio di punizione per la San Paolo, che sicuramente proverà a mettere una palla in mezzo per i suoi prestanti fisicamente, attaccanti, ma devo dire che anche un paio di difensori del Latte Dolce sanno farsi valere dal punto di vista fisico. Attenzione perché poi sulla sinistra vedo anche un piccolo Rui Barros, te lo ricordi Rui Barros? Sì, certo che me lo ricordo, sì, con tutte le dovute proporzioni, ma in questo caso piccolo, guizzante e pericolosissimo. Esatto, vediamo intanto il traversone che è un po' basso, però non ha alzato bene la palla, non è riuscito Gabriele Sanna, però continua un po' l'azione della San Paolo, ora ruba il Latte Dolce, di nuovo la San Paolo a riprovarci, lotta come sempre Puggioni in scivolata anche. Va via solo per un attimo il Latte Dolce, si allunga troppo la palla che finisce fuori e dunque rimessa per la San Paolo, che sta provando in questo finale di primo tempo ad allentare un po' la pressione che il Latte Dolce ha provato a esercitare con maggiore convinzione nel corso dei primi 30 minuti, anche se diciamo che i portieri non hanno dovuto compiere interventi importanti. Va via ancora benissimo Armando Serra, prova il cross per Cirinà che non ci arriva, la rimessa sarà ancora per il Latte Dolce. Lì nei pressi della bandierina, anzi del cinesino del calcio d'angolo per essere più precisi. Ecco la rimessa lunga, prova ad arrivarci ancora Cirinà, ma la difesa allontana, nello specifico Riccardo Sedda. Prova a ripartire la San Paolo, ma l'azione viene subito fermata. Ora c'è un batti e ribatti da una parte all'altra, palla ancora riconquistata dai Lattedolcini con la palla sulla destra. Attenzione alla possibilità di cross che supera tutti e scivola via dall'altra parte senza successo, senza che nessuno dei giocatori in mezzo sia riuscito a intervenire di testa. E allora la San Paolo ancora con questa palla lungolinea prova a riportarsi su, ma li allontana
la difesa della San Paolo, mentre il mio cronometro sta scadendo praticamente adesso la mezz'ora, non ci dovrebbe, ovvero la fine del primo tempo, ricordiamolo ancora, 2 tempi da 30 per gli esordienti. C'è stata una nota, scusami, sì, una nota per il CSI. Certo. Ha prestato gli arbitri a questo torneo, un'organizzazione legata anche alla comunicazione dei risultati eccetera, insomma assolutamente l'unione fa la forza. In questo caso anche un ente di promozione sportiva come questo, diciamo, che ha dato il suo contributo importante se non fondamentale alla riuscita del torneo. Assolutamente. Ora c'è un tiro di Francesco Cesaraccio, bravo in 2 tempi Samuele Dettori a dirgli di no. CSI, come dicevi tu Giovanni, veramente puntualissimo e fondamentale per lo svolgimento di questo torneo, che ha voluto regalarci la terna in tutte le finali. Hanno voluto mettere a disposizione, visto appunto il successo del torneo, la terna arbitrale per tutte le finali. È sicuramente una cosa a cui i ragazzi non sono abituati, È chiaro, perché chiaramente io mi ricordo quando ero piccolo, appunto facevo queste partite, giocare con la terna era più o meno giocare, cioè, la partita di calcio vera, come hai detto tu, nel corso del primo tempo, giocarla in questo scenario, in questo stadio, che tra l'altro molti di questi bambini, sicuramente molti di questi ragazzi hanno frequentato in questa stagione, seguendo la Torres, tutti i sassaresi nello specifico, i ragazzi in campo oggi, ma anche molti ragazzi dell'Interland presenti durante il torneo. È sicuramente un sogno bellissimo. Ora si dissettano tutti. Sì. Tutti in panchina per fare il punto della situazione, dissettarsi, recuperare un po' di energie e tornare in campo a giocarsela ancora più convinti di prima, anche perché il risultato è sullo 0-0, quindi partita tutti... sì, equilibrata, sì, abbiamo detto leggera supremazia del latte dolce, che con qualche tiro in porta, ma dobbiamo dire che il bravo Samuele, portiere della San Paolo, non ha dovuto compiere interventi rilevanti, ha controllato sapientemente alcuni palloni che ha battezzato bene fuori e ha fatto un paio di parate a terra. Probabilmente la più importante era proprio quella lì, quest'ultima in 2 tempi. È stato bravo. Ricordiamo anche che nel caso in cui le partite dovessero finire in pareggio ci saranno dei tempi supplementari, in questo caso credo che dovrebbero durare 5 minuti l'uno, prima degli eventuali rigori, per decidere appunto il vincitore di questa prima edizione del torneo giovanile della Nuova Sardegna. Ci si augura a tutti che questo sia l'inizio di un appuntamento importante, di un appuntamento che deve diventare un appuntamento fisso per la città di Sassari, portare non solo, come è successo quest'anno, le squadre sassaresi dell'Interland, ma chissà, anche magari qualche ospite da più lontano. Sì, nelle prossime edizioni. Diciamo che se è vero che l'appetito viene mangiando, in questo caso il torneo può crescere proprio giocando, e queste quasi 50 squadre che si sono confrontate in queste 2 settimane di torneo dimostrano che si può fare, e si può fare anche in poco tempo. Assolutamente. Un grandissimo lavoro da parte dell'organizzazione, di tutto lo staff operativo legato alla logistica, che ha messo in piedi sotto tutti i punti di vista questo torneo. È chiaro che con un po' più di tempo e sulla scorta dell'esperienza fatta quest'anno si può migliorare, arrivando magari a coinvolgere ancora più squadre dell'Interland, e perché no qualcosa che possa impreziosirlo, arrivando magari anche da atleti in meno. Tutto è possibile, soprattutto per il calcio giovanile. Ricordiamo che in questo momento il pallone dei grandi è fermo, sono altre le preoccupazioni di chi appunto gioca quell'altro calcio, ed è il momento di dare spazio, visibilità e attenzione a questi ragazzi che hanno disputato i loro campionati, però ora, come dire, possono vivere un ulteriore momento di gloria, e queste 2 squadre in questo momento stanno vivendo il loro momento di gloria. Assolutamente, sono quasi già pronti, naturalmente vengono fatti rifiatare, ma si stanno preparando già a tornare in campo sia i ragazzi del Latte Dolce che quelli della San Paolo, per dar vita ai secondi 30 minuti di gioco di questa finale esordienti del primo trofeo giovanile della Nuova Sardegna. Sono già in campo i ragazzi del Latte Dolce. Che bisogna dire non solo nella categoria esordienti, ma hanno portato in finale una squadra in ogni categoria.
dimostrando comunque sicuramente un successo, e questo è già un successo per il settore giovanile del latte dolce. Sì, una società di tradizione che appunto nel settore giovanile è uno dei suoi punti di valore e dimostra appunto che comunque Sassari è città che il calcio vive, che il calcio lo sa giocare, che lo gioca, che vuole giocarlo sempre con maggiore attenzione. Sì, Sassari è tutto il suo Interland, perché comunque sì, veramente abbiamo tantissime squadre che hanno partecipato al torneo, cioè, a parte la Torres, come abbiamo detto, la San Paolo, la Turritana, allora il Sennori, l'Atletico Uri, la Lanteli, Catalogna, ne cito solo alcune, la Cosmo, Santa Maria Bambina, Ossese, Tergu, insomma Sassari e Interland hanno risposto assolutamente alla grandissima, al richiamo di questo primo e prestigioso torneo giovanile, la Nuova Sardegna. Ora qualche movimento ancora sulle panchine prima dell'inizio del secondo tempo. Ultimi cambi, sì, tra l'altro un'altra nota di colore, assieme ai due gruppi ci sono due ragazzi che vedo avere il braccio ingessato. Sì, esatto. Probabilmente si sono fatti male giocando il torneo o comunque non hanno potuto giocare questa partita, in ogni caso fanno parte del gruppo e vengono fatti sentire totalmente parte del gruppo. Anche questa non è una storia da libro cuore, è semplicemente una nota di colore che però caratterizza ulteriormente questo tipo di competizione e ci fa piacere sottolinearlo. Si riparte con la San Paolo che ora in maglia gialla attacca da destra verso sinistra contro il Latte Dolce in maglia bianca. Subito una palla persa per la San Paolo. Ed ecco la prima palla dentro, c'è un errore del difensore, salva però il calcio d'angolo il suo compagno Edoardo Puliga, la mette in fallo laterale, sale alto il coro Forza San Paolo sotto la nostra postazione. Sì, aspettiamo la risposta degli ultras del Latte Dolce. Sì, le mamme della San Paolo però vorrei sottolineare, veramente sì. sono fra un clan veramente, agguerritissime, presenti e non stanno risparmiando la voce queste ragazze terribili. No, domani tutte senza voce per incitare i loro ragazzi, giustamente. Ora c'è stato un fuorigioco segnalato dal primo assistente Gianni Sanna, che fa appunto il guardalinee con il secondo Andrea Luzzu, dirige, lo ripetiamo, il signor Marco Deiana. Ancora il Latte Dolce, ma ferma l'azione, qua c'è un gioco pericoloso, forse l'arbitro sì, ha guardato prima se ci fosse il vantaggio, poi ha fischiato fallo a Pietro Porcu che aveva messo la gamba tesa per cercare di recuperare il pallone. Palla in avanti, però non riesce a alzarla il giocatore della San Paolo, la recupera allora il Latte Dolce che ci prova ancora con lo scambio tra i suoi due attaccanti, ma non si chiude, non arriva il pallone di ritorno di Nicolò Pinna. Ancora una palla in mezzo che passa, non l'ha toccata nessuno, credo, sì, è così, quindi rimessa dal fondo. Perché poi a dispetto di quel che si può pensare, cioè che queste partite finiscano con caterve di gol, in realtà questa partita è abbastanza tattica. Sì, esatto. No, assolutamente, guardate come sono schierati i giocatori in campo, si possono proprio distinguere praticamente gli schemi con i due difensori centrali, i difensori laterali, i centrocampisti e gli attaccanti. Eseguono i compiti tattici impartiti dagli allenatori con grande precisione, con grande attenzione questi ragazzi. Ora bravo il difensore della San Paolo e altrettanto bravo il suo compagno, anche se poi non è preciso nel passaggio, però ha fatto un buon lavoro. Sicuramente il centrocampista in maglia giallo-blu. Ora riparte ancora il Latte Dolce con la palla in mezzo, il controllo volante bellissimo del giocatore del Latte Dolce Nicolò Pinna, che si lotta ancora sulla fascia, c'è il fallo stavolta di Pietro Porcu. Cambio ancora per la San Paolo.
Entra anche Andrea Prost con la palla in profondità proprio per il neoentrato, che guadagna una rimessa laterale, fa salire un po' i suoi e si rialza di nuovo alto il coro San Paolo Ale. Sì, non arriva ancora la risposta a latte dolcina, però sicuramente sta covando l'urlo sotto la cenere, perché Sì, li abbiamo sentiti bene anche loro sì. nel primo tempo. Ora interrotta l'azione, può partire il contropiede stavolta del latte dolce, tentativo addirittura di tiro, era un po' lontano stavolta Cirinà. Figlio ovviamente di Ivan Cirinà. Rimessa ancora per la San Paolo con Dettori. Ora provano a impostare anche loro dal basso, però rischiano e perdono il pallone. C'è il tentativo Andrea Campus, giocatore tecnico, ha accarezzato la palla con la suola, ha subito poi fallo e ci sarà la possibilità per un cross o magari anche per un tiro da quella posizione, chissà. Quando siamo giunti al 6° minuto di questo secondo tempo della finale esordienti del primo trofeo giovanile della Nuova Sardegna. Vediamo il calcio di punizione, ha messo in mezzo con un cucchiaio la palla che poi viene controllata, ma poi la San Paolo in qualche modo riesce a uscire impedendo il secondo tentativo del latte dolce, che poi con Armando Serra non riesce a ripartire. Sarà rimessa per i giallo-blu. Ecco la palla recuperata dai ragazzi del latte dolce solo per un attimo, poi si lotta a centrocampo, il contrasto è vinto ancora da Armando Serra. L'intervento ha preso palla e uomo, non cattivo, no, ma era falloso. Era un intervento falloso, però era un intervento anche, possiamo dirlo, necessario. Ben deciso. Sì, però probabilmente lo sviluppo dell'azione poteva essere più pericoloso dell'intervento. Ecco, è chiaro che come dire, c'è comunque una finale da giocare, c'è una posta in palio, quindi non si deve regalare niente. Ma infatti comunque l'arbitro si è avvicinato anche alla panchina un attimino per calmare gli animi, e comunque il sano agonismo non manca, giustamente la voglia di vincere, perché sì, ok il fair play, ma poi le partite bisogna vincerle. Certo, mai come oggi, mai come quando si parla di ragazzi, di giovani, una vittoria è importante. Barriera a 3 per la San Paolo, mentre c'è un problema per il giocatore del latte dolce, credo al parastinco. Sì, Armando Serra, l'unico ammonito di oggi, ma sicuramente uno dei più positivi in campo, che calcerà questo calcio di punizione. Eccoli quelli del latte dolce che si fanno sentire su questa possibilità offensiva. La palla viene messa in uno spazio interessante, c'è un fischio, c'è stato un fischio arbitrale, un altro fallo, niente gol. Aveva fischiato prima, non si può parlare neanche di gol annullato. No, assolutamente. Ma non ho visto sinceramente cosa sia successo. Il guardaino aveva la bandierina bassa, forse una spinta. Sì, probabilmente una spinta. In ogni caso il gol, sì, non si può parlare di gol annullato. La segnalazione è arrivata prima. Però gli spalti non se ne sono assunti, neanche in campo qualcuno. No, quasi non si è sentito il fischio dell'arbitro per il frastuono che arriva dalla tribuna. Veramente uno spettacolo incredibile. I cori
dei tifosi del Latte Dolce si sovrappongono a quelli dei tifosi della San Paolo. Particolarissimo il fatto che alla curva risponde la panchina del Latte Dolce. Sì, ed esatto. è un continuo richiamare l'un l'altro il tifo. Anche questo accade a Sassari in questo primo torneo giovanile, la Nuova Sardegna. Rimessa ancora per il Latte Dolce che vuole riprendere in mano le redini della partita e magari cercare il gol. Ora difende ancora bene la San Paolo con precisione, palla allontanata, lungolinea, la tiene in campo, anzi no, però era stata brava la difesa che sta vendendo cara la pelle, non si lasciano superare così i ragazzi della San Paolo. E comunque ragazzi vanno a terra e si rialzano, vanno a terra e si rialzano, zero sceneggiate. Non ho visto una simulazione, Ma non neanche ho visto una vogliono godersi simulazione. ogni singolo secondo di questa partita. Questo- Figurati se perdono tempo a simulare un fallo o un dolorino al polpaccio. Questo è lo spirito, vedi, queste cose dovrebbero impararle anche i più grandi. Però Ora- pare che i grandi facciano anche scuola di teatro ogni tanto, no? Probabilmente nel settore giovanile un insegnante di teatro non c'è, quindi fanno Per fortuna, per fortuna. e vanno avanti così. Ora un contrasto dà vita a questa rimessa per la San Paolo in profondità, non controlla il difensore Latte Dolce, guadagna una decina di metri. La San Paolo che prova sempre a punzecchiare, a trovare la via del gol. Vediamo se riesce a rendersi pericolosa la squadra giallo-blu in questa azione. Ecco il taglio in mezzo, la palla buttata e poi rinviata dal Latte Dolce. Attenzione a questo tiro che, se avesse centrato lo Speck, ha fatto gol nella porta grande, in realtà nella porta grande, però doveva centrare quella più piccola 16 metri più avanti. Vabbè, ci è andato vicino, via. Ci è andato Lo vicino, spiovente è calato un po' più in là. Si è però- abbassata un po' in ritardo questa palla, ma se avesse centrato lo specchio era un tiro di discreta potenza, avrebbe potuto creare dei problemi al portiere. Se ne sono andati 10 minuti in questo bel secondo tempo. Attenzione alla possibilità di tiro ancora di Nicolò Pinna. Ricordiamolo ancora, sono tutti 2009 in campo. Intanto si giocano partite anche bordo campo, sotto gli spalti. Sì, I sì. piccoli tentano di emulare i più grandi. Ora attenzione a questa palla ancora viva per il Latte Dolce, ma ancora la difesa della San Paolo, poi recupera il giocatore Latte Dolce, una palla in mezzo molto bella che non viene tradotta in gol per un soffio, ma è stato davvero bravo Nicolas Pintus, se non l'ho visto, anzi no scusate, Francesco Cesaraccio a mettere questa palla tagliata, proprio così la doveva mettere. Non Palla, è riuscito a palla. trovare nessuno, ma palla giusta, giustissima. Attenzione a questo campanile in area di rigore pericoloso, il tiro e non ci arriva. Cirina, ancora cambi sulla panchina della San Paolo, ma anche su quella del Latte Dolce. Sta entrando Francesco Spanu, è entrato anche Andrea Campus, è entrato anche il numero 9 Pala, Alessio Pala. Come vi dicevo, cambi volanti da una parte e dall'altra. Ancora la riconquista del Latte Dolce, la lascia scorrere bene con esperienza. Francesco Cesaraccio fa una bellissima cosa. Poi gioca con Pietro Porcu, la palla in mezzo. Il portiere della San Paolo sa sempre però dove sono i pali alle sue spalle. Sì, È sempre ben posizionato, controlla bene. è padrone dell'area, se avrà fatto, sai, le classiche X che fai quando giochi Sì. in porta per avere il punto di riferimento, però lui c'è sempre. Lui ce l'ha assolutamente. Ora va via il difensore della San Paolo, riesce a servire il suo compagno sulla fascia, chiude l'azione, ancora il Latte Dolce, però lo schema funziona, palla del portiere al terzino, l'attaccante che si abbassa sulla fascia, il terzino che dà il lungolinea, è giusto, è una ripartenza giusta anche questa di questi bambini del 2009, ripetiamo. Comunque davvero a testa alta
Pietro Porco, anche un bello stile. Sì, zero paura. Testa alta, guardare in faccia l'avversario e provare a fare la giocata. Provare a fare la giocata, esatto. 14° minuto, siamo quasi a metà del secondo tempo. Non si sblocca la prima finale del torneo giovanile La Nuova Sardegna con gli esordienti in campo. Attenzione a questa palla persa, buttata dentro ma non c'era nessuno. Allora ancora rimessa dal fondo. Ancora un cambio, sì. Si muove la panchina del Latte Dolce. Alessio Salis torna dentro. Qua non c'è stato tocco perché il guardaline indica rimessa per il Latte Dolce. Palla persa dalla San Paolo che tentava la ripartenza come prima sulla fascia sinistra. Ora si muove molto bene e tenta la puntata Nicolò Pinna, la manda fuori, ma anche lui Grande, un bel furetto. Serpentina, poi ha provato un mezzo esterno, non ha centrato la porta, però gran controllo e poi personalità anche comunque, perché è andato in mezzo alla difesa. Sì. Nessuna paura di tentare la giocata. Spinge ora un po' il Latte Dolce, prova a accelerare, vuole far sua questa finale, ma la San Paolo non ci sta e prova a ripartire ora con il numero 9. Ma ecco, sì, l'azione è ancora viva, bravo Pala, poi non riesce a tenere la palla in campo la San Paolo. Sarà rimessa ancora per il Latte Dolce. Dentro anche Andrea Fele. Anche il numero 2 per la San Paolo, sì. Paolo Masala. Sì, il numero 2 Paolo Masala, che va a prendere posto in difesa sulla destra. Sale tutta la San Paolo per alzare la linea del fuorigioco, sanno fare bene anche questo i ragazzi. Rimane l'ultimo difensore leggermente dietro a controllare Nicolò Pinna, che è il giocatore più avanzato del Latte Dolce. Ora allarga sulla destra la squadra in maglia bianca con Nicolas Pintus, poi parte ancora in velocità Armando Serra, va via, semina un po' di avversari. Qua c'è fallo, protesta però il giocatore della San Paolo, era quasi di spalla Sì, non lo so, è stato fiscale l'arbitro, è stato un po' fiscale, ci poteva stare, secondo me uno spalla a spalla ci poteva stare. Sì, però... esatto, io non l'avrei fischiata, avrei abitato all'inglese e non l'avrei fischiata, però ho visto di fischiare il signor Deiana di Sassari. E allora calcio di punizione per il Latte Dolce, la posizione interessante, barriera a 3. Poi si può cacciare in porta anche. Sì, è sempre Armando Serra. Mi sa di sì. Sale alto l'incitamento dei tifosi del Latte Dolce. Il calcio e con la respinta con i pugni del portiere della San Paolo, bravissimo. Sul calcio di punizione piazzato sul secondo palo. È intervenuto in maniera plastica il portiere della San Paolo, con un intervento buono per i fotografi, come si suol dire. Portiere, poi dopo si è compiaciuto del suo gesto senza darlo a vedere, però d'altra parte ogni parata è un gol evitato, che sembra una banalità, però questo è una partita che a quarto d'ora del secondo tempo è 0-0, ogni intervento può essere decisivo, per cui onore al numero 1. Fallo di mano ora e calcio di punizione dall'altra parte per la San Paolo. Ci può provare Alessio Pala, anzi no, cede poi l'incarico a un suo compagno che non possiamo riconoscere. Vediamo il cross in mezzo, liftato, viene allontanato, era il numero 21. Ora attenzione, è con la mano, l'ha portata avanti con la mano.
c'era qualcuno che ci riuscì in un Argentina-Inghilterra 1986 forse, una roba del genere. non ce l'ha fatta, non poteva, era troppa la voglia di questo ragazzo, non poteva lasciarsi dietro col pallone, ha provato a portarlo avanti anche con la mano, ma non per tutti. Calcio di punizione per la San Paolo, 19esimo minuto della finale esordienti, sempre equilibrio 0-0. Bene con l'esterno ora Pietro Porcu, serve un compagno in mezzo al campo, palla dentro, allontanata, però è ancora buona, la controlla bene il difensore del Latte Dolce Francesco Cesaraccio. Si lotta ora a centrocampo con questo pallone, si aggrovigliano anche un po' di gambe dei ragazzi in campo, l'arbitro vede un fallo di confusione e fischia la punizione per la San Paolo, scusate, per il Latte Dolce. La San Paolo ora prova a distendersi sulla fascia sinistra, va via due avversari bene il numero 99 che dovrebbe essere Francesco Spanu. Ancora una palla in profondità, stavolta sbagliata però dal Latte Dolce con Nicolò Pinna che non trova nessuno dei suoi compagni. Torna dentro ora Puggioni per la San Paolo, uno dei più grossi fisicamente in campo, uno dei più prestanti, ha dato qualche problema nel primo tempo alla difesa del Latte Dolce, saluta il giocatore della San Paolo che esce, il pubblico. Che emozione davvero per questi ragazzi, io veramente cerco di mettermi nei loro panni perché ho fatto anche io questi tornei, però non ho avuto la fortuna magari di giocare un torneo in notturna così come abbiamo detto nel primo tempo, è davvero un'emozione bellissima. Il massimo dello spettacolo per me sono stati come di calcetto serali ecologico, figurati quanto può essere per dei ragazzi del genere importante e bello giocare in un campo del genere in notturna con un pubblico come questo, che non sarà il pubblico della finale playoff, però è un pubblico che si fa sentire tanta roba. Guardate che lotta su questo pallone con i ragazzi che hanno fatto di tutto per portarlo verso i propri colori. Alla meglio il Latte Dolce grazie a un fischio dell'arbitro, ha visto un fallo e quindi 21esimo minuto, 9 minuti alla fine, poi saranno supplementari se non cambierà nulla. Ci prova però ancora il Latte Dolce, ma è bravo stavolta il giocatore della San Paolo a interrompere l'azione, possibilità di attacco per la San Paolo che non controlla la sfera con Spanu. Francesco non è riuscito a tenerla in campo, ora si allaccia la scarpa un giocatore della San Paolo, piccola pausa in campo, torna dentro Davide Cirinà. C'è un altro cambio pronto nella panchina del Latte Dolce, forse anche due. Palla in profondità, passa il giocatore Pinna, viene chiuso però ancora una volta bene dalla diagonale difensiva del giocatore della San Paolo. Questa sarà una rimessa lunga, Antonio De Sole la butta dentro, la allontana, la spazza via ancora la difesa della San Paolo, davvero arcigna. Ora qua c'è un fallo secondo me del difensore del Latte Dolce, l'arbitro non fischia, il possesso rimane nella San Paolo, l'ultimo tocco qua è del giocatore della San Paolo, quindi possibilità per il Latte Dolce che prova a velocizzare, ancora un tocco di un giocatore in maglia gialla, calcio d'angolo. Calcio d'angolo affidato ancora a Pietro Porcu, maglia numero 10 sulle spalle, calcio sul secondo palo, la sfiora forse il giocatore della San Paolo e dunque dovrebbe rimanere in zona d'attacco il Latte Dolce. Si lotta ancora la riconquista, la San Paolo colpito l'arbitro, l'arbitro dà il vantaggio perché il possesso è rimasto alla San Paolo, eccolo
Puggioni che riparte, che finta, va via, poi calcia con il sinistro. Mamma mia cosa ha fatto, doppio passo, finta in mezzo a due giocatori, calcio con il sinistro e gol nella porta grande di nuovo. Sì, ha tentato o tiro a giro, però non gli è riuscito, ma pregevolissimo il gesto. Assolutamente. E qua veramente vediamo controlli di palla con l'esterno, suole che accarezzano il pallone, bei giri dati al pallone, insomma imparano bene questi ragazzi. Sì, ancora il latte dolce, stavolta non si va per il sottile, palla mandata giù, non la tiene in campo il numero 9 della San Paolo, Alessio Pala. Ora scorre via la palla, Cirinà va via, prova a passare ma lo chiude bene ancora la difesa della Teoce, però Cirinà è ancora lì, la difesa della San Paolo con Masa Gabriele che Sanna sradica il pallone dai piedi di Cirinà che si stava involando dritto per dritto verso la porta. grande intervento difensivo. Ecco l'angolo, stavolta è ben calibrato, il colpo di testa fuori di poco, Massimo Licheri sfiora il gol. Intanto c'è qualche esplosione di coriandoli in tribuna. Ecco il colpo di testa ancora di Pala, la recupera Alessio Salis, la rimanda in avanti verso Cirinà, ancora la difesa del latte dolce, l'ultimo tocco di un giocatore della San Paolo, restano in avanti i bianchi di mister Tonio Ted. Ancora Davide Cirinà a lottare, è ancora rimessa in gioco, viene spesso cercato dai compagni, Cirinà non riesce a tenere questo pallone in campo. Entriamo negli ultimi 5 minuti di gioco, se sarà ancora a parità ci saranno i supplementari e poi i rigori. 5 minuti caldissimi tra l'altro, perché qua ogni errore può valere veramente la partita. Sì, beh penso che insomma a questo punto chi segna vince, come si suol dire, perché insomma avrebbe anche una un bel vantaggio psicologico, oltre che chiaramente lasciare pochissimo tempo agli avversari per recuperare. Anche se queste due squadre hanno sbagliato veramente poco. Palla dentro, allontana la difesa del latte dolce, la rialimenta però ancora la San Paolo. Attenzione alla palla per il numero 99 che la controlla solo per un attimo Spanu. Ancora Cirinà, la passa bene al suo compagno di reparto in questa situazione, Massimo Licheri. 28esimo, già 27 giri di lancette se ne sono andati in questa prima finale del torneo della Nuova Sardegna riservata agli esordienti. Ecco ancora la rimessa che è come un cross, la girata bella, sicuramente Bella e insidiosa, bella e insidiosa, sì, è stato Nicolò Pinna. Che si è lamentato anche un po' con l'arbitro per una trattenuta. Prova a giocarla dal basso la San Paolo, poi c'è il lancio in profondità senza successo. Beh, qui 100 volte su 100 io spasso via la palla. Beh sì, Non mi rischio più niente, figurati loro. siamo ormai in zona Cesarini e quindi ancora meno si dovrà rischiare. Attenzione alla palla interessante, c'è un errore qua, poi la riconquista
ancora Puggioni, stavolta è lui l'ultimo a toccarla e dunque sarà rimessa per il latte dolce. Arriva Desole, non la controlla, anzi sì, la recupera poi in qualche modo, anche se solo per un attimo, il giocatore del latte dolce. Riparte la San Paolo che la perde però a sua volta. E allora rimessa in profondità, chiude però ancora Masala della San Paolo. Si lotta ancora con grande caparbietà, poi c'è il tiro bloccato con sicurezza da Dettori. Si cerca ora sempre Puggioni, ha fatto fallo di mano nell'anticipo però Armando Serra, e dunque calcio di punizione per la San Paolo quando mancano 30 secondi circa allo scadere dei tempi regolamentari dalla finale degli esordienti del primo trofeo La Nuova Sardegna, ancora in parità 0-0. Attenzione a questa palla pericolosa in mezzo, la allontana la difesa del latte dolce. Ci prova la San Paolo in questi ultimi secondi, il pallone viene prolungato, svetta poi il numero 21 Desole ancora, poi la palla in profondità e attento Giuseppe Formola, che non ha dovuto compiere interventi durante la sua partita ma adesso è stato chiamato in causa. Attenzione alla palla per Cidina, troppo lunga, è stata toccata da un giocatore del latte dolce. Niente da fare, scaduto il tempo regolamentare al mio cronometro, qualcosina da recuperare ma non penso più di un minuto. C'è calcio d'angolo però, attenzione, ultima possibilità probabilmente dei tempi regolamentari per il latte dolce per portare a casa la vittoria. Ecco lo spiovente pericoloso, però c'è ancora vita, allontana ora la difesa della San Paolo, poi palla fuori, l'arbitro mette la mano al cronometro, fischietto in bocca, triplice fischio, si va ai supplementari. Sì, e i giocatori della panchina del San Paolo chiamano l'incitamento della loro curva perché vogliono caricarsi in vista del prossimo step. Beh, adesso hanno bisogno anche delle energie emotive appunto sì, del pubblico, perché comunque fa caldo anche se è scesa la sera. Comunque possiamo dire, secondo me, certamente una San Paolo bella solida in difesa, propositiva quel che ha permesso il latte dolce in avanti, latte dolce molto proiettato sulla fase offensiva, non ha concesso praticamente nulla in difesa, però ecco, due diversi modi di interpretare la partita, con i bianchi teorici favoriti del pronostico e i gialli che invece il pronostico vogliono provare a ribaltarlo. Esatto. Comunque abbiamo visto davvero una bella partita, le due squadre si sono affrontate a viso aperto, hanno provato a ribattere colpo su colpo una agli attacchi dell'altra e hanno dato vita sicuramente a un bello spettacolo per i tanti collegati per questa diretta e i tanti presenti qua sugli spalti del Vanni Sanna. Lo ripetiamo ancora, anche domani a partire dalle 9 del mattino partiremo con la finale dei micro che si gioca nello spazio ricavato dietro le porte, con due campetti costruiti a tempo di record per questo torneo, e si parte domani mattina, lo ripeto, alle 9 con le dirette delle altre 4 finali, ovvero micro, pulcini, giovanissimi e allievi, mentre vediamo Lorenzo Nurkis, Lollo Nurkis, che incita il pubblico, vuole il pubblico dalla sua a incitare i suoi compagni, lui e la sua squadra. Lorenzo Nurkis. Sì, chiamano, ne hanno bisogno e se lo meritano anche. Ricordiamo appunto che domani noi saremo certamente pronti a raccontarvele
una per una queste finali, Certo. e quindi se non potrete esserci, se non ce la fate, se non siete in città, seguiteci sulla nostra pagina Facebook, ma domani potrebbe valere la pena anche essere qui allo stadio, no? Perché sarà Ma una direi giornata che molto assolutamente lunga. il mio consiglio è quello di venire allo stadio, però insomma capiamo anche che è domenica eccetera, però insomma magari in serata, Esatto. che tra l'altro con le due finali dei giovanissimi allievi che promettono spettacolo, perché insomma parliamo di ragazzi già un po' abbastanza grandetti, e poi con la bellissima premiazione che seguirà appunto le finali, che riserverà tante bellissime sorprese, tanti protagonisti anche della Torres. Sì, esatto. Di quest'anno non sveliamo nulla, però saranno protagonisti della premiazione, ma soprattutto i protagonisti saranno tutti i ragazzi, tutte le squadre che hanno partecipato a questo bellissimo torneo, ripetiamo, che ha visto partecipare quasi 50 squadre, quasi 1000 ragazzi. Sono numeri importantissimi che appunto domani nella giornata finale andranno giustamente celebrati. Sì, sai, questo come tutti lo sappiamo in realtà è un ritorno, no? Un antico, possiamo dire tranquillamente antico, perché Sì. erano veramente anni che non si faceva torneo, che torna in auge, che trova spazio nell'epilogo della stagione calcistica della Serie D, che coinvolge la Nuova Sardegna, che coinvolge la Fondazione Torres, che grazie al supporto del CSI va avanti, che con l'aiuto però anche dello staff operativo logistico della Torres si concretizza e alla fine dà forma e vita a questa situazione che ci piace veramente, ci piace vivere e raccontare. Assolutamente. È iniziato il primo tempo supplementare intanto con la San Paolo che ha battuto e subito perso questo pallone. Ora naturalmente cresce la tensione in campo e sugli spalti, perché davvero ora ci si gioca il trofeo in questi supplementari e poi eventualmente nei rigori. C'è questo scontro fra il numero 8 e il numero 17, tra l'altro che sembra quasi impari, pensare che abbiano la stessa età e siano uno un attaccante e uno un difensore fa veramente. Attenzione al tentativo di rovesciata anche del giocatore della San Paolo, poi si scusa per aver colpito l'avversario. Questa è una palla però interessante, che recupero e poi chiede il fallo, ma non c'è su Nicolò Pinna. Poi sportivamente si complimentano, un difensore attaccante davvero bellissimo. Non lo so. Al limite. C'è da dire che anche il portiere comunque sarà ben disteso e Di Palma l'aveva buttata fuori. Esatto. Però eravamo proprio al limite forse. Diciamo che ha lavorato di mestiere il difensore della San Paolo, è stato bravo a farlo. Quindi io mi sento di essere d'accordo con l'arbitro sinceramente. Sì. Poi sono quei rigori che i seriali vai a vedere al VAR e li danno, ma a me quelle cose non piacciono. Non ce E l'abbiamo qua il VAR, non noi. ce l'abbiamo il VAR. Attenzione, ecco il gol! Cirinà di testa sul secondo palo, tutta la panchina schizza in piedi, tutti dentro a festeggiare. Bravissimo Cirinà, doccia fredda per i ragazzi della San Paolo. La festa esplode per i ragazzi del Latte Dolce. Da una parte ora è bello vedere la gioia del Latte Dolce, dall'altra la disperazione di quelli della San Paolo. Questo è l'episodio che conferma la regola, nel senso che il Latte Dolce premeva, la San Paolo ha arginato finché ha potuto e da un'azione certamente pericolosa ma apparentemente comunque inoffensiva butta fuori il colpo di testa che al momento dice vantaggio Latte Dolce e il supplementare cambia la prospettiva completamente. Davide Cirinà, gol importantissimo per lui e per la sua squadra, è il gol che sblocca la finale esordienti. Ora attenzione che si aprono degli spazi in contropiede interessanti per il Latte Dolce, quadro non favorito dal cinesino che delimita l'area. Ancora il rapidissimo giocatore Nicolò Pinna, quindi l'ha sbloccata al secondo minuto del primo tempo supplementare il Latte Dolce. Ora va ripristinata la linea dell'area di rigore, ci pensa l'arbitro.
Esultano naturalmente i tifosi del Latte Dolce, un po' gelati invece quelli della San Paolo da questo gol, bel gol di Cirinà, che è stato bravo a scegliere bene il tempo e a farci trovare puntuale sul secondo palo. Beh, ce ne ha messo il Latte Dolce per scardinare il fortino. Sì, sì, solo su calcio da fermo, su palla inattiva, diciamo, come si suol dire, calcio d'angolo. È bellissimo il calcio d'angolo sul secondo palo, bravissimo Davide Cirinà a trovare il gol. Ora si muove ancora qualcosa sulle panchine. Sì. Forse addirittura doppio cambio per il Latte Dolce, no? Un cambio. Sì, probabilmente ora il Latte Dolce un po' magari si coprirà, proverà a mettere qualche giocatore con caratteristiche un po' più difensive, mentre magari la San Paolo proverà con mister Marras a giocarsi il tutto per tutto, magari anche con qualche attaccante in più. Ancora prova a ripartire il Latte Dolce in velocità, salta un uomo, Cirinà non il secondo, chiude la difesa ma non può evitare la rimessa laterale. 4 minuti e mezzo nel primo tempo supplementare, ci sarà qualcosa da recuperare per via del gol del Latte Dolce, che ha rubato almeno 30 secondi se non un minuto. Comunque ancora Cirinà che va via bene, tenta un tiro sul secondo palo, palla larga. C'è questo ragazzo però, Sì, anche lui sicuramente tra i protagonisti della finale esordienti. Tanti di questa finale hanno stato dimostrando di esserci, di avere le qualità per poter crescere, però in realtà lui poi si è, come dire, meritato un appunto in più, perché il gol che in questo momento sta risolvendo il rebus partita è suo, quindi sì, onore al merito. Assolutamente, però attenzione che è ancora viva la San Paolo, attenzione alla possibilità, ma non riesce a chiuderla Andrea Canu, se non l'ho visto male, con il suo sinistro la sparacchia fuori, non era facile. Palla ancora in profondità, Cirinà la tocca, la palla è lunga. Il gol mi dicono che è di Desole, io mi correggo, scusate, non Cirinà, abbiamo visto male, quindi ci scusiamo con Antonio Desole, diamo merito a lui per il gol realizzato. Avevamo visto Cirinà. Sì. In ogni caso sì, io riassegno la nota data poco fa a Cirinà, che comunque è uno dei protagonisti, certo, insieme a tanti altri in questa partita, e a Del Sole il merito di averla sbloccata, e per il momento è la sua rete che sta decidendo l'incontro. E intanto finisce il primo tempo supplementare, 5 minuti ricordiamo per tempo, dunque ne restano altri 5 alla San Paolo per cercare il pareggio. È tosta però, mi immagino adesso una squadra che in 5 minuti deve provare a pareggiare una partita che al termine del 90esimo, no, 60esimo loro, sì, esatto, era sullo 0-0. Sì, si è sbloccata come abbiamo detto su palla inattiva, ma in effetti solo così si poteva sbloccare una partita che aveva preso quella trama, con il Latte Dolce a sbattere sistematicamente sulla arcigna difesa della San Paolo, poi un bel cross e il colpo di testa vincente di Antonio Desole, come ci hanno corretto gli spettatori. Ripetiamo, ci scusiamo se sbagliamo qualche nome, però non è facile da noi da qua vedere i numeri delle maglie e non abbiamo neanche le distinte chiarissime. Non vorremmo mai naturalmente fare un torto a nessuno di questi ragazzi. Anche se in ogni caso mi pare che per loro sia veramente la vittoria di squadra ad essere importante. Ma certo, è chiaro, soprattutto principalmente quello. Per loro. Per chi sta sugli spalti c'è chiaramente l'affetto per il singolo, però. Attenzione alla San Paolo ancora a provarci con questo colpo di testa che finisce fuori. Applaudono i tifosi, i genitori della San Paolo da questo tentativo. Ci ha provato il solito Puggioni.
vedono già la linea del traguardo avvicinarsi invece quelli del Latte Dolce. Bella questa palla in profondità da parte di Cirinà. Ancora una rimessa per il Latte Dolce. Attenzione al cross, tenta un aggancio che per poco non esce, molto difficile dal punto di vista tecnico, ma ottima l'idea e anche il gesto tecnico da parte di Nicolò Pinna. Ora il tentativo di tiro contrato, ancora una palla in mezzo, esce il portiere della San Paolo, salva tutto, rinvia Dettori in fallo laterale. Il Latte Dolce vuole tenerla lontana dalla propria area di rigore, non riesce, si allunga troppo il pallone qua. Il numero 23 Armando Serra, ora invece non controlla dall'altra parte Canu, Andrea Canu. Il cambio di gioco dall'altra parte è di Pietro Porcu. Palla in mezzo, il tentativo di tiro e credo che ci sia il gol. Secondo me era già gol in precedenza. Comunque c'è il raddoppio del Latte Dolce, grandissima festa, vedete che si fa tutta la pista senza maglia. Allora intanto cerchiamo di capire quando si rimette la maglia chi è questo ragazzo, però secondo me sul tiro la palla aveva rimbalzato dentro. Sì. La palla aveva rimbalzato dentro. Vorrei rivedere il VAR, ma non ce l'abbiamo, vabbè, però diciamo che dopo si potrà guardare, esatto. Ma comunque l'arbitro ha convalidato il gol successivamente, dunque il marcatore in questo caso dovrebbe essere Nicolò Pinna, numero 11. Gol è corsa clamorosa con maglietta sventolata alla curva e come nei migliori stadi della Serie A. Esatto, 2-0 dunque Latte Dolce, gol di Desole e Pinna. E a questo punto abbiamo una seria ipoteca sulla vittoria della categoria esordienti. Potremmo dire un vantaggio che al momento almeno è meritato contro una San Paolo che però non ha demeritato. No, cioè, complimenti anche alla San Paolo. Per tutto hanno ottenuto botta sino all'episodio che ha sbloccato. Ora dilaga il Latte Dolce con questa bellissima azione, non ce l'ha fatta il portiere della San Paolo a opporsi. Ora è anche troppo pesante il passivo per i ragazzi della San Paolo, a cui appunto stavo facendo i complimenti. Il gol 17 Giovanni? Sì, ancora lui, il Cirinà? Sì. Dovrebbe essere, cioè non ancora lui a questo punto, non è facile. Mischia, potrebbe essere lui, non è facilissimo, però in ogni caso ecco, 3-0 per il Latte Dolce, esatto. Meritato. Immeritato forse il passivo per la San Paolo che veramente ha tenuto botta finché ha potuto. Davvero, dopo aver tenuto alto il muro per 35 minuti è crollata e ha preso 3 gol negli ultimi 3-4 minuti. Perché probabilmente, certamente cala la tensione, arriva un po' di scoramento. Sì, e dopo il primo gol sicuramente si sono abbattuti i ragazzi della San Paolo, a cui vanno comunque i miei più grandi complimenti perché hanno disputato una partita bellissima. Abbiamo visto tanti ragazzi interessanti, si sono difesi benissimo, hanno giocato un grande torneo, perché va sottolineato anche questo. Sono arrivati in finale, hanno perso la finale, le finali per perderle bisogna arrivarci. Eccola qua, la fine, esplode la festa degli esordienti del Latte Dolce. Complimenti agli esordienti del Latte Dolce che sono i primi a scrivere il loro nome nella bacheca del primo trofeo giovanile. La Nuova Sardegna dunque vincono per la categoria esordienti i ragazzi del Latte Dolce. Sì, è una vittoria, ripeto, meritata, è una vittoria conquistata sul campo perché in finale ci sono arrivati anche loro, festeggiano giustamente, è giusto che comunque l'applauso venga tributato come sta accadendo anche ai ragazzi della San Paolo che sono arrivati in finale, se la sono giocata sino all'1-0, avevano retto benissimo al cospetto di un avversario che forse
era realmente un po' più come dire, rodato, forse un po' più abituato a questo tipo di situazioni, però ce l'hanno fatta, hanno perso, ma l'applauso va necessariamente a loro, lode ai vincitori Certo. e onore ai vinti. Applausi per tutti, vediamo anche il saluto, poi ci congediamo. C'è qualche ragazzo del San Paolo, insomma, molto dispiaciuto ovviamente, però il cosiddetto saluto del terzo tempo. Si schierano le squadre in campo, arrivano un po' più in ritardo quelli della San Paolo, mentre quelli del Latte Dolce fanno festa e potete sentire i tifosi, mentre ormai sono pronti tutti i ragazzi in campo, tutti i ragazzi che hanno dato vita a questa splendida finale, ripetiamo, vinta dal Latte Dolce ai supplementari per 3-0. Sono pronti a salutarsi tra gli applausi del pubblico e di tutto lo stadio, tutti i tifosi e i ragazzi si salutano. Giovanni, con questo direi che possiamo dare l'appuntamento a domani. Sì. Complimenti ancora al Latte Dolce, complimenti alla San Paolo, seconda classificata per la categoria esordienti, complimenti al Latte Dolce per la vittoria del primo trofeo, la Nuova Sardegna, quindi categoria esordienti, vince il Latte Dolce. L'appuntamento è per domani, ripetiamo, alle 9 del mattino, chiaramente in diretta sulla nostra pagina Facebook per la finale dei micro, a seguire tutte le altre categorie. Esatto. Grazie a tutti per l'attenzione, buonanotte da Francesco Salis E da Giovanni Del Sole a voi.